È appena terminata la conferenza stampa di presentazione della Friuli Venezia Giulia Cup che si terrà sabato 8 agosto al Bologna Stadium tra Udinese, Barcellona e Nottingham Forest, un evento unico, un costo di investimento importante per la regione, però le polemiche sono inutili, come ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, perché il risultato sia a livello economico per il ritorno dell'investimento per il turismo, ma soprattutto a livello di immagine è enorme, è esponenziale, sarà trasmessa in più di 180 paesi, addirittura tutto il Sud America, Stati Uniti, Giappone, Botswana, eccetera, eccetera. Quindi chiaro che è un investimento che ha già avuto una risposta e anzi un ritorno veramente, veramente importante. Quindi quelle polemiche che sono uscite su anche spendere tanto per un torneo di calcio alla fine sono state spente dal presidente Fedriga in questo passaggio della conferenza stampa. Penso che siamo di fronte veramente a un ritorno straordinario e se permettete, oggi dobbiamo presentare una cosa positiva, però voglio dirlo, polemiche su questo oggi appaiono ridicole, non contestabili, ma ridicole, perché questi numeri testimoniano che polemiche su questo sono ridicole ed è triste pensare che chi dovrebbe rappresentare, seppur in parte assolutamente minoritaria in questa regione, vorrebbe invece una regione che non investe su se stessa, che non si fa conoscere e che piange ogni giorno perché non è abbastanza. Io penso che il Friuli Venezia Giulia sia abbastanza, anzi sia moltissimo, e dobbiamo farci conoscere sempre di più perché il ritorno che abbiamo avuto in termini turistici e i numeri li abbiamo presentati e poi li presenteremo a fine stagione, ma anche in termini di ritorno di investimento sono frutto anche della riconoscibilità di un territorio che è fondamentale per farsi scegliere. Se qualcuno pensa che ti sceglie semplicemente perché così ha un'intuizione di cercare su una cartina geografica a caso, forse ha sbagliato mestiere. Un torneo quindi che sarà diviso in 3 partite da 45 minuti l'una, dove la vincente otterrà 3 punti, la perdente 0. Ovviamente se sarà risultato in parità al termine dei tempi regolamentari si passerà ai calci di rigore diretti con la vincente che otterrà 2 punti e 1 punto invece la squadra che perderà alla fine, quindi la classifica avulsa vincerà la squadra con più punti che verrà premiata e verrà premiato anche l'MVP che sceglieremo noi giornalisti al termine della partita. C'è grande attesa ovviamente per un torneo che forse è un unicum in regione ma anche a livello nazionale per il prestigio anche delle squadre che vi parteciperanno, in particolare Barcellona che ritorna unile dopo quella famosa annata in Champions League dove prima ci fu la sconfitta a Barcellona al Camp Nou con l'esodo friulano e quel gol di Felipe che ancora è nella memoria dei tifosi bianconeri, poi quel ritorno che fu decisivo poi per il mancato passaggio del turno da parte dei bianconeri in Champions League, con un Barcellona che si presentò addirittura con una squadra B, se possiamo definirla, ma il livello era talmente tanto alto che comunque riuscirono a dire la loro anche in Friuli. Quindi è un Barcellona che torna a Udine, un Barcellona che non avrà i campioni del mondo, che hanno ancora 2 giorni di vacanza, rientreranno il 10 agosto dopo aver alzato il trofeo più importante del mondo del calcio. Ci sarà Gordon, ci sarà Fermin Lopez, ci sarà Rafinha, che avranno magari questi giocatori i primi minuti per rientrare dai rispettivi infortuni, quindi ci sarà un Barcellona comunque rivisitato ma con tante stelle, quelle stelle che poi dopo brilleranno anche del Nottingham Forest, che ci sono tanti nomi, tanti anche ex Serie A, in particolare Nicolo Savona che ha avuto un passato alla Juventus, mentre l'Udinese si preparerà, sarà la prima a scendere in campo con il Nottingham Forest alle 20 e sarà l'ultima col Barcellona, si preparerà a un test importante contro queste 2 squadre per iniziare la stagione al meglio, perché il 15 agosto c'è la sfida di Coppa Italia contro il Padova, poi il Como in casa per iniziare la Serie A e quindi si iniziano le partite ufficiali, bisogna registrare un po' la difesa come ha detto Cabasele e cercare ovviamente di farsi trovare pronti per le partite che contano. Quindi è un Udinese che si prepara per un torneo importante, per un'enorme vetrina per la regione e penso sia una cosa che sta passando un po' troppo sotto traccia, ma ovviamente lo sport è forse il veicolo più importante che c'è in questo momento, il motore di messaggi più forte che può avere anche un'amministrazione, come può essere l'amministrazione regionale, e investire nello sport in questo modo per tutti gli sport, dalla pallavolo alla pallacanestro, in particolare con la partnership con l'Udinese, ad arrivare a organizzare un torneo del genere penso sia veramente una cosa che non ci saremmo mai aspettati 10 anni fa, una cosa per la quale ci vuole visione, una cosa che sta dando i suoi risultati, come possiamo vedere poi dopo nel report che sta stabilendo la regione per un Bologna Stadium che andrà verso il tutto esaurito. Quindi c'è tanta attesa, vediamo quello che ci aspetterà allo Stadio Friuli, però è chiaro che sarà veramente una bella serata di sport. Anche la coppa sarà speciale, quella realizzata dal maestro Celiberti, come potete vedere qua, una bellissima coppa intelaiata con dettagli che richiamano ovviamente la tradizione e sarà veramente, vediamo quale sarà la squadra che la alzerà, però l'Udinese deve pensare anche al presente, pensare al mercato, pensare ovviamente alle uscite in primis perché c'è una rosa da sfoltire e ci sono dei giocatori scontenti che vogliono andare via, tra questi quello
il nome più importante è quello di Thomas Christensen, sul quale c'è l'Atalanta, che è disposto a offrire una cifra attorno ai 20 milioni, l'Udinese ne chiederebbe 25, si sta lavorando sui bonus, sulla modalità di pagamento per cercare di limare un po' questa distanza, un po' come ha ribadito poi dopo il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino, bisogna cercare di arrivare a quell'offerta irrinunciabile. Per Christensen potrebbe essere l'Atalanta forse l'indiziata numero 1, come dice qua il direttore. Non andrò senz'altro io a fissare quello che è il prezzo di mercato di Christensen. L'Udinese rinuncerà a quel giocatore se dovrà rinunciarci soltanto a fronte di un'offerta irrinunciabile, e al momento non siamo ancora nelle condizioni di poter concretizzare quel trasferimento. Per tutto il resto, chiaramente i lavori sono in corso, abbiamo concluso già alcune operazioni di mercato, abbiamo già fatto più operazioni in entrata che in uscita, quindi noi stiamo seguendo una nostra programmazione dei lavori. È evidente che quest'anno ci sarà un rischio dal mio punto di vista, che è quello che molte operazioni si concentreranno nella parte finale del mercato, perché come capita spesso durante l'anno in cui si giocano i mondiali, molti club ritardano a muoversi sul mercato, e questo determinerà senz'altro il pericolo che poi eventuali richieste dei giocatori arrivino sul finale del mercato, e questo qualche problema potrà anche presentarlo. Ciononostante noi portiamo avanti la nostra programmazione, come dicevo abbiamo già fatto delle operazioni di mercato, abbiamo delle trattative già in alcune fasi anche abbastanza avanzate, quindi vedremo adesso nei prossimi giorni qual è l'evoluzione. Necessità in entrata sono in particolare in porta, non c'è più Sava, non c'è più Nunziante, Okoye sta recuperando il problema alla spalla, ma salterà in via precauzionale ovviamente il triangolare, l'obiettivo è averlo a disposizione probabilmente per la partita contro il Como, e quindi bisognerà cercare un portiere, un primo o un secondo portiere, un po' questo è il dilemma in caso udinese, perché ovviamente si vuole puntare di nuovo sul nigeriano e quindi si vuole andare alla ricerca di un secondo portiere, che però deve essere affidabile, e sul mercato secondo i portieri affidabili in questo momento sono difficili da trovare, quindi l'ha detto anche il direttore, sentiamolo un attimo, e quindi bisognerà andare a capire, come dicevo, un po' quali sono le manovre, su quali profili andare a puntare, no? Cioè, si era parlato tanto di Ravaglia, che poi dopo la proprietà ha deciso di spostare al Watford, quindi per il resto ci sono diversi profili individuati, magari un profilo un po' più giovane che può crescere magari alle spalle di Okoye e non richiedere subito un minutaggio alto. Questo e molto altro saranno sul tavolo delle trattative dell'Udinese da qui a questa fine mercato, con Solé che potrebbe rimanere, ma c'è il domino difensori che si può attuare in questi ultimi giorni, quindi bisognerà stare attenti anche a quella situazione lì, e magari negli ultimi giorni di mercato, visto che il mondiale ha ritardato tanto il mercato, potrebbe arrivare l'offerta giusta anche per Solé, bisogna capire se si troverà un vice Zaniolo, un vice Davis dal mercato, ma prima bisogna dare priorità all'uscita, quindi un Udinese che comunque, nonostante abbia operato già tanto, è arrivato un Aigome, Ciakvetadze, Voivoda, eccetera eccetera, sarà ancora molto attiva sul mercato, ma intanto si gode una vetrina che è la Friuli Venezia Giulia Cup con Barcellona, Nottingham Forest che scenderanno in campo al Bologna Stadium, quindi per ora si parla solo di campo, solo di calcio, ma con un occhio sempre rivolto al mercato, perché la stagione vera, quella con le partite ufficiali, sta veramente per iniziare e l'Udinese si vuol far trovare pronta.